Politica e istituzioni sono oggi di fronte a una realtà che non può più essere ignorata. La Sardegna è il territorio più fragile d'Italia per opportunità offerte ai giovani. Per garantire il futuro dell'economia regionale, che nelle aree interne vede nell'artigianato il 57,4% dell'occupazione totale, occorre un'azione strutturale. È necessario potenziare la formazione professionale e facilitare il passaggio generazionale attraverso la riduzione del carico burocratico e fiscale. Senza giovani, l'artigianato e l'intera Sardegna rischiano di spegnersi. Sono queste le conclusioni emerse da 2 giorni della prima convention nell'isola tra giovani imprenditori, organizzata dai vertici regionali di Confartigianato ad Arborea nel fine settimana, dal titolo La scelta di restare, giovani artigiani tra identità, passione e sguardo sul mondo. La Sardegna parla di spopolamento, parla di rientri, un po' di andare un po' indietro con il lavoro, però questi giovani imprenditori hanno giustamente diritto o possibilità o vorrebbero rientrare. Chi vuole rientrare, chi vuole rimanere, chi vuole investire. Che panorama gli diamo a questi ragazzi? Ma riguardo a questo, Confartigianato si sta muovendo proprio per cercare di risolvere queste problematiche, soprattutto cercando di supportare quelli che sono i giovani imprenditori, perché oggi con la glaciazione demografica è un problema grosso, non di poco conto. In più oggi abbiamo il cambio generazionale che non è lo stesso di poco conto, quindi noi stiamo cercando di supportare come Confartigianato regionale i giovani imprenditori, cercando di incontrarci. È un tempo un po' particolare questo, soprattutto pensando a dover iniziare qualche cosa per un futuro che è tinto anche di armi, di guerre. Certo, la guerra oggi non aiuta le imprese a portare avanti quelle che sono le idee, ma soprattutto oggi c'è un problema anche di credito dove le imprese fanno fatica e a un costo molto elevato. Quindi l'unica cosa per il momento è cercare di avere molta, diciamo così, molta iniziativa e soprattutto di appoggiarsi a quelle che sono le associazioni di categoria che possono dare una mano, penso, grandissima, sfruttare l'esperienza maturata in questo settore. Assolutamente, noi come Confartigianato proprio ci stiamo mettendo a disposizione per queste giovani imprese che vogliono intraprendere questo percorso che oggi non è facile e quindi credo che sia fondamentale incominciare a sederci, a parlare, a discutere di quelle che sono le problematiche e cercare di confrontarci con la politica per poter dialogare e cercare di risolvere questi problemi che non sono di poco conto. Sono 12.000 gli under 35 che hanno deciso di restare o tornare sul territorio per fare impresa. Quella di Arborea è stata l'occasione per il confronto tra 100 giovani imprenditori tra voglia di crescere, passaggio generazionale e crisi demografica, mentre l'isola è all'ultimo posto per opportunità e attrattive per le nuove generazioni. Il mio lavoro, grazie a Dio, funziona, però quello che c'è da pagare è la cosa più difficile, ecco. Quindi possiamo dire che un'associazione che ha un'esperienza che viene da molto lontano possa darvi una mano. Assolutamente sì, assolutamente. Ripeto, hai un'idea di futuro ancora migliore? Cioè vorresti creare qualche cosa di più o sei già a posto nel tuo settore? No, mai, non mi fermerò mai. Assolutamente no, quindi bisogna andare avanti e avere sempre idee, insomma. E poi speriamo di lasciarlo a qualcuno che abbia più idee di me. Esatto, che segua. Una falegnameria non è una cosa semplice per una donna, vero? È un lavoro un po' difficile, però è molto bello, molto creativo e che negli ultimi tempi sta diventando impegnativo sia a livello di tasse, di burocrazia e anche far capire il valore di un lavoro artigianale sta diventando
Come sei abbastanza. arrivata a fare il falegname? È l'impresa di famiglia, mio padre fa legname, ha fatto tutta la vita il falegname, quindi abbiamo preso le redini io e mio fratello. Difficoltà? Difficoltà, come ho detto prima, le tasse, burocrazia, avere tutto perfettamente in regola e sta diventando tosta ora. Nel corso della 2 giorni nell'Oristanese è stato presentato il dossier sulla Young Economy sarda. Presidente dei giovani imprenditori, cioè non è una carica pesantina, come l'hai affrontata? Allora, sicuramente è una carica che porta delle responsabilità specialmente dal punto di vista del non far sentire soli i nostri giovani, perché credo che un movimento, un'associazione come Confartigianato abbia questo scopo, quello appunto di non far sentire soli, di non far sentire smarriti i giovani che si vogliono lanciare in questo percorso, in questa vita che è la vita imprenditoriale appunto. Quindi diciamo così, la vivo in questa maniera. Perfetto, no, è nell'approccio giusto, anche perché se uno assume una carica, giustamente deve essere consapevole di ciò quali sono gli oneri e quali sono gli onori. La situazione in questo momento? Allora, la situazione la commento positivamente, devo dire, già la partecipazione a questo evento, che è il primo nostro evento regionale, vuol dire tanto. Sicuramente vuol dire che ci sono dei giovani che si mettono in gioco e dei giovani che non solo si mettono in gioco, ma vogliono dire al mondo, vogliono gridare che si stanno mettendo in gioco. Quindi un po' come dire, come invitare altri nostri coetanei a fare la nostra stessa scelta, a non avere paura, anche a dire appunto non siete soli, ci siamo noi. Quindi questo lo vedo come un segnale molto positivo, il fatto che ci sia un gruppo, ci siano dei giovani e non pochi, tra l'altro, che si stanno mettendo in gioco, si sono lanciati. Confartigianato, diciamo così, da una parte i giovani, Confartigianato ha un'esperienza di tanto tempo. Ecco, come vi siete approcciati? Con che tipo di dialogo avete? Allora, devo dire la verità con, diciamo così, la parte alta della nostra associazione, non voglio chiamarli senior, c'è un c'è un dialogo c'è un clima di condivisione, di dialogo e soprattutto di guida. Questo è fondamentale perché appunto loro che ci hanno preceduto nell'essere giovani danno continuamente dei consigli, ci guidano, ci aiutano anche ad avere una direzione e sicuramente ci danno una grossa mano, sia a livello appunto imprenditoriale, personale, ma anche e soprattutto associativo. Questo scambio continuo, il fatto che appunto il movimento giovani sia parte dell'associazione, non sia una particella impazzita separata, è sicuramente fondamentale ed è quello che determina la buona riuscita delle iniziative e la buona tenuta del gruppo. Quindi a questo punto diciamo che un futuro che, volendo in momenti anche abbastanza preoccupanti, ma che è un futuro che potrebbe essere anche abbastanza roseo, perché la voglia, l'età, lo spirito, la forza anche di poter affrontare determinate cose, più la compagnia di, non chiamiamolo un nonno, chiamiamolo di un papà, o di un fratello maggiore, potrebbe essere anche risultare una miscela giusta. Assolutamente, anche se c'è da dire, è chiaro che servono delle condizioni strutturali affinché questo passaggio, questa esplosione di imprese giovani possa essere agevolata. Un passaggio che, giocoforza, deve essere fatto dalle istituzioni. Per noi è fondamentale essere agevolati in diversi temi, specialmente parlo dell'accesso al credito, che è un tema per un giovane che si affaccia specialmente per la prima volta all'impresa, è il tema forse, ma anche verso un sistema burocratico più snello, più mirato, che non faccia scoraggiare un ragazzo che è pieno di belle idee, belle speranze e poi si deve scontrare contro l'elefante burocratico italiano e regionale. Quindi sicuramente il fatto che ci sia un capitale umano importante è un punto fondamentale, ma la struttura, l'ambiente, la burocrazia e le istituzioni devono fare la loro parte per coltivare, per incentivare e per far sì che ci sia un ricambio generazionale, che questo duri negli anni, vada avanti. Ecco, diciamo che possiamo chiudere così, con questo bel messaggio di speranza e soprattutto con l'espressione di una volontà di non arrendersi a priori,
ma di lottare e portare avanti le proprie idee. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi siamo quelli, non siamo quelli che sono rimasti, siamo quelli che hanno scelto di restare. Hanno preso consapevolezza, il coraggio a quattro mani e hanno detto va bene, noi siamo in Sardegna, siamo sardi e vogliamo costruire, oltre che impresa, valore aggiunto per il nostro territorio. Quindi sì, la nostra è una scelta. Le 12.000 imprese sarde guidate da giovani under 35 corrono, cambiano, restano, resistono, rinascano e creano economia, ma devono anche fare i conti con un sistema che non ne agevola la crescita, una glaciazione demografica che frena il passaggio generazionale e un mercato del lavoro sempre in bilico tra bassa occupazione, alta inattività e fuga dei talenti. Situazione purtroppo confermata anche dall'indice Youth Friendly 2025, che pone l'isola all'ultimo posto per opportunità e attrattività delle nuove generazioni di imprenditori. Sicuramente il contesto internazionale non dà una grande spinta di entusiasmo. È anche vero che qui viene il grande valore dei giovani imprenditori, perché nonostante il contesto internazionale e spesso anche quello locale non sia sempre favorevole, ogni giorno alzano la serranda per poter portare avanti il proprio progetto e nel farlo valorizzano le comunità dando lavoro, offrendo cultura imprenditoriale, ma anche valorizzazione di quelle che sono il saper fare e la continuità anche verso il passato, sempre con uno sguardo al futuro. Confartigianato come si presenta nei confronti di questi nuovi imprenditori? Confartigianato è una piattaforma che dà supporto ai giovani imprenditori sia dal punto di vista imprenditoriale sia nella rappresentanza, quindi anche la possibilità a diversi livelli di poter dire la propria è qualcosa di grande valore. Quindi l'obiettivo anche che ci poniamo come giovani imprenditori e come rappresentanti di una categoria è quello di non perdere mai la speranza e provare sempre a portare la nostra voce e i nostri valori. Diciamo che i giovani imprenditori non sono il futuro, ma sono esattamente il presente, perché ogni giorno ci impegniamo a guardare al futuro e anche con grande responsabilità verso le nuove generazioni. E il problema economico, le banche, ecco, Confartigianato che rapporti ha con le banche, che cosa può aprire a questi giovani imprenditori? Confartigianato dà un grande supporto da questo punto di vista, in particolare con i consorzi FIDI, nella ricerca di bandi, nello sviluppo dei progetti, nel supporto, anche spesso supporto morale in certi casi, nel dare una visione e una mano d'aiuto nel momento in cui si ha bisogno di un supporto anche per sviluppare i propri progetti. Insomma, un braccio sulla spalla che accompagna verso il futuro. Esattamente, ed è una grande mano d'aiuto perché spesso l'imprenditore si sente solo e stare invece in un'associazione di categoria ti permette di confrontarti con i tuoi colleghi, con i tuoi amici imprenditori, perché poi si diventa anche amici, si crea network e non sentirti solo appunto e scoprire che magari qualche problema che stai affrontando tu qualcuno l'ha già risolto e d'altra parte qualcosa che hai risolto tu potrebbe aiutare qualcun altro. Ecco, questo è veramente un valore straordinario. Sono questi alcuni degli argomenti trattati durante i lavori della prima convention regionale dei giovani imprenditori di Confartigianato Sardegna, dal titolo La scelta di restare giovani artigiani tra identità, passione e sguardo sul mondo, che per la prima volta in assoluto nell'artigianato sardo ha visto confrontarsi i giovani imprenditori provenienti da tutta la Sardegna su argomenti come i volti di una generazione che riparte dai luoghi, la restanza che crea futuro, il passaggio generazionale, l'impresa che nasce dalle persone e dal territorio. Perché dall'alto dell'esperienza, almeno sotto il profilo di quello che possono essere gli adempimenti, tutto quello che può essere la burocrazia, potrà esservi di aiuto. Assolutamente sì, diciamo che in questo specifico momento storico
sono del parere che bisogna dare un forte spazio ai giovani, anche perché una mente giovane da quel punto di vista può dare veramente un forte valore aggiunto all'imprenditoria, soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie, con le quali proprio i giovani e i futuri giovani imprenditori sono cresciuti. Quindi adoperando degli strumenti che per chi è nel settore oramai da parecchio tempo potrebbe diventare fortemente una boccata d'ossigeno molto importante. C'è da dire che poi spesso e volentieri ci si scontra con quella che è la burocrazia, con un sistema che purtroppo non va di pari passo con quelle che possono essere le innovazioni, soprattutto presentate dai giovani. Anche le ambizioni. E le ambizioni sì, perché spesso vengono frenate proprio da un sistema che ci si presenta davanti, che limita fortemente le possibilità di crescita e la voglia più che altro di crescere. Ecco, questo mi hai esposto quello che poi... come ti poni nei confronti di questa, cioè che grado di fiducia hai o di speranza hai? Io sono molto speranzoso sui giovani, ma non per altro, perché proprio essendo cresciuti in questo contesto sono di loro già temprati ad affrontare delle dinamiche sociali già di per sé complesse. Secondo me l'essere perlomeno come dire, diciamo, non perdere la speranza, ok? Questo può sicuramente permettere ai giovani di trovare il loro spazio. C'è da dire che ovviamente associazioni come Confartigianato riescono a dare una grande mano proprio perché conoscono già quello che è il mondo della burocrazia o perlomeno come poter aiutare un giovane a farsi strada. È una bella impresa seguire questi giovani perché loro hanno tante iniziative, ma voi dovete essere quelli, i genitori buoni che gli insegnano cosa devono fare. Sì, è il nostro futuro. Io dico sempre che alla fine noi abbiamo la cultura dell'apprendista e del maestro, non all'interno dell'artigianato. Però in questa fase storica, i giovani con la digitalizzazione, con l'innovazione, diciamo che sono anche un supporto per le persone più grandi, quindi è un dono reciproco, no? Uno insegna con l'esperienza la gestione e diciamo anche la tradizione, e l'altro invece l'arricchisce. È una bella impresa. Piuttosto, ecco, sono i tempi che sono piuttosto duri. I tempi sono duri, però proprio i ragazzi, anche l'unione dei ragazzi, si confrontano, riescono attraverso la formazione ad avere un supporto sulla loro crescita aziendale, sulle informazioni necessarie all'azienda per stare in piedi, per crescere, e inoltre sono anche di supporto a tutto ciò che è il giovane, in particolare tutto ciò che è il contesto dei giovani, quindi la formazione della scuola, la presentazione dell'impresa nelle scuole, perché come sappiamo le imprese stanno diminuendo, oppure ci sono delle imprese, diciamo, con una nuova natura, e loro stimolano attraverso anche la loro esperienza le nuove generazioni il futuro delle attività. Un'impressione personale, si può sperare per questi giovani? Cosa li stiamo lasciando? Secondo me sì, a parte che hanno visione e quindi si stanno nel contesto che stiamo vivendo, ovviamente con tante emergenze, l'ultima questa del carburante, che insomma ovviamente soprattutto nelle aziende di produzione andrà a incidere molto, nelle aziende di trasporto, però sono anche capaci di avere una visione del futuro. Quando tu raggiungi una certa età, tu hai un periodo di visione, ma loro hanno 50 anni di visione, per cui sicuramente c'è futuro e sono sicuro che porteranno lo Stato e la nazione a un altro livello.